Benvenuti, con l'itinerario di Borghi d'Italia siamo giunti in Piemonte e vi porteremo alla scoperta di Valdengo in provincia di Biella. Il comune si trova a 285 metri sul livello del mare e conta circa 2700 abitanti. Nel corso del programma, oltre a mostrare le positività del luogo, incontreremo anche il grande Eddy Merckx, premiato dal comune di Valdengo. Non aggiungo altro, a voi Valdengo! Benvenuti a Valdengo. Credo che le immagini che potete vedere testimoniano la bellezza di questo nostro comune, un piccolo comune della provincia di Biella, tra gli 82 della provincia stessa, alle pendici delle Prealpi, ma soprattutto con lo sfondo delle bellissime montagne. Da Valdengo nelle giornate più belle si può spaziare nel vedere il Monte Rosa e il Cervino, fino a poter guardare nella lontana pianura padana a Novara, e nelle giornate ancora più belle dal panorama di Sant'Andrea a vedere anche il grattacieli di Milano. Un comune di 2700 persone, ma 2700 cittadini molto attivi che sono innamorati come me del proprio comune. Cittadini che sono fortemente impegnati in un tessuto sociale molto creativo. Abbiamo una presenza associazionistica di primissimo livello, abbiamo delle associazioni storiche che fanno la storia, che hanno fatto la storia del nostro comune, a partire dagli amici sportivi, agli alpini, alla Proloco, alle fondazioni. Cittadini che in qualche modo credono e si tramandano di padre in figlio quella voglia e quella disponibilità nell'investire il proprio tempo a favore della comunità e del prossimo. Un comune che è caratterizzato fortemente nel settore industriale, anche perché Biella il biellese è la patria del tessile, non solo italiano ma mondiale, e nel nostro comune, come potete vedere, abbiamo delle aziende che fanno parte di quel processo produttivo che consente poi a tutti noi e a tutti voi di indossare gli abiti di eccellenza che l'Italia dà attraverso il biellese stesso. Un comune dove mantiene il proprio settore agricolo, non solo per l'importanza che dobbiamo dare alla categoria degli agricoltori, ma anche perché gli spazi verdi fanno diventare Valdengo ancora un paese bello, ambito, perché lo voglio dire, tra i comuni del biellese è tra i primi 3 paesi che ha l'incremento maggiore di abitanti. Un comune che in qualche modo ha fatto del ciclismo, e le immagini di oggi lo possono testimoniare ancora di più, della valenza e dell'importanza di investire in questo fronte. Non peraltro siamo il paese del ciclismo, probabilmente una virtù che nessuno in Italia può avere, che noi l'abbiamo testimonianza con dei fatti concreti, con un circuito del Castello che ha portato professionisti di fama internazionale a correre sulle nostre strade, a quelle che sono state 2 partenze di tappa 2014-2017, il centenario del Giro d'Italia. Oggi credo che le immagini, quando si vede il campione italiano Aro, ma soprattutto quando si vede il cannibale che è Eddy Merckx, nella testimonianza di come anche loro credono in quello che noi facciamo come comune. Paese che ha fatto anche dello sport una sua bandiera, paese europeo dello sport del 2012, bandiera europea, paese che ha avuto la Coppa del Mondo di calcio vinta dai nostri azzurri nel 2008, paese che in qualche modo si è caratterizzato per quelli che sono i temi della salute e dello sport, un paese che accompagna i ragazzi dal mattino all'alba fino alla sera al tramonto in quello che è un insegnamento non solo dato dalle professoresse e dalle maestre, ma anche da quello che è il comune, che si impegna a tenere i ragazzi fino alla sera, quando i genitori ritornano a casa dal lavoro, in quelli che sono settori importanti, qual è la scuola, ma soprattutto l'insegnamento, i compiti e l'attività ludico-sportiva. Il nostro paese ha dato i natali ed è vissuto
una persona ancora molto più importante del sottoscritto, lo dico perché portava il mio stesso cognome, Pella, Giuseppe, presidente del Consiglio del 53-54, primo presidente italiano della Comunità del Carbone e dell'Acciaio dell'Europa e per 7 volte ministro, che sicuramente vanta di essere un importante personaggio, così come il fatto di aver avuto 2 grandissimi vescovi, Monsignor Albino Mella e Monsignor Ugliengo, che hanno dato anche loro prestigio e storia al nostro comune. Nella bella parrocchiale di Valdengo dedicata a San Biagio andiamo a conoscere il parroco. Ci ritroviamo qui nella chiesa parrocchiale del paese di Valdengo, è una chiesa dedicata a San Biagio, patrono di questa comunità almeno dal 1500. La chiesa è una chiesa costruita nel 1600, ricostruita su una presenza già precedente di chiese in questo luogo. È anche una chiesa ricca abbastanza di beni artistici perché tutta la parte lignea della chiesa, il battistero, il pulpito e anche il coro, lo stesso portale sono opere di artisti locali del 1600. Mi sembra importante far notare la vita della nostra comunità. È una vita abbastanza tranquilla, una comunità molto sensibile, soprattutto per quello che riguarda la condivisione e il servizio. In paese sono presenti diversi gruppi di associazioni, di aggregazioni. Ci sono numerosi volontari che fanno servizio sia qui nella chiesa parrocchiale, nell'oratorio, ma poi anche in altre attività civili della nostra società. La vita della comunità è segnata anche dalla catechesi che si svolge regolarmente per i ragazzi che vanno dalla seconda elementare alla seconda media con la preparazione ai sacramenti. Attorno alla chiesa parrocchiale ci sono anche altre chiese che comunque segnano sia la vita che la storia del paese. C'è una piccola cella in collina dedicata a Sant'Andrea, era una cella di eremitaggio dei monaci benedettini e poi diventata questa piccola chiesa che nel 600 è stata ricostruita da un sacerdote del posto. È però una chiesa piccola, fuori mano, ma molto amata dalla popolazione. E poi c'è una chiesa molto recente invece, è stata costruita al servizio della parte agricola e pianeggiante del paese. In tutte le chiese, se voi girate nelle chiese del Biellese, una statua della Madonna d'Europa la trovate inevitabilmente. Noi verso la fine di luglio saliamo insieme alle parrocchie che sono qui nei dintorni. Ci sono giovani o adulti o addirittura piccoli gruppi familiari che al mattino molto presto partono quella domenica per salire in processione al santuario e poi partecipare alla messa con tutta la comunità. La festa di San Biagio è sentita anche a livello civile. Da qualche anno abbiamo l'abitudine, proposta dall'amministrazione comunale, di ritrovarsi per una cena di tutta la popolazione del paese. Sono sempre attorno alle 500 persone che si ritrovano per questa occasione, anche delle diverse associazioni che vengono comunque con i loro gagliardetti, con i loro rappresentanti a partecipare alla celebrazione eucaristica, così come c'è la partecipazione normalmente del sindaco in modo ufficiale con la fascia e il gonfalone del comune. Il messaggio del parroco alla popolazione è, direi, di continuare a vivere quegli aspetti positivi della fede concreta che è proprio della nostra popolazione, cioè la generosità, la partecipazione, il servizio. Queste sono caratteristiche decisamente positive che debbano essere vissute con intensità. In un bel luogo storico di Valdengo andiamo a degustare le tipicità del territorio.
Ci troviamo qua in questo posto molto affascinante, storico, siamo al Talucco, in questa location dove una volta ai tempi era un vecchio convento e poi è stato ristrutturato, è diventato un bed and breakfast, poi un ristorante dove tuttora c'è la Valentina e che ha presentato qua questi piatti, Francesca dell'agriturismo, Luigina degli amici sportivi, e adesso vi presento un po' tutti questi piatti nostri. C'è il vitello tonnato, la carne cruda, questo lardo che lo presentiamo sempre con le castagne, questa polenta a pezzetti con questa mostarda di mele fatta come una volta, proprio con le meline, come i salumi, il San Carlino, poi c'è il cotechino con la patata. Poi abbiamo la famosa bagna cauda, presentata da questo chef famosissimo qua al Talucco, il marito di Valentina, il nostro amico Nico. Passiamo ai primi, ci sono i gnocchi arborinati, sempre fatti da Francesca dell'agriturismo La Tollenia, qui nostro di Valdengo, questo risotto con la zucca e gli amaretti che è di una vecchia ricetta di questa signora che si chiamava Quinta Sola, che nel 1870 è andata al servizio dei signori Rosazze ed è stata lì al loro servizio per 50 anni e ha scritto un mucchio di ricette. Passiamo alla polenta, che la polenta comunque c'è sempre stata, fatta sulla stufa a legna nel vecchio peolo di rame, e questo arrosto alla giudaica, anche questa è una vecchia ricetta di questa signora. Questi formaggi di capra, prima mi sono dimenticata ma c'è ancora un'insalata anche lì con le uova sode, come si mangiava una volta, e poi andando avanti andiamo comunque ai dolci, queste pesche al forno, pesche della vigna settembrine, fatte così proprio nostrane con gli amaretti al cacao, questi torcetti, queste paste di meliga, questi canestrelli che comunque sono quelli del territorio, poi ci sono questi vini, queste 3 bottiglie che sono vecchissime, e poi qua nel territorio altri vini che arrivano vicino a noi, le birre. Poi per finire c'è questo caffè, questo che noi l'abbiamo sempre chiamato Pussa Caffè, poi dopo ti portavano l'uvetta con la grappa o qualcosa sotto spirito per terminare il pranzo. E dimenticavo questo bel pagnottone qua, comunque fatto artigianalmente, di pasta madre, fatto qui nel territorio. E per terminare dobbiamo citare queste 2 belle composizioni a tema fatte dalla nostra amica Laura della Floricoltura Pasino di Valdengo. Vi aspettiamo a Valdengo! Valdengo è la città del ciclismo e durante la nostra permanenza il Comune ha premiato alcuni grandi campioni del presente e del passato. Noi abbiamo incontrato Eddy Merckx e Fabio Aru. Fabio Aru di Valdengo ha dei bellissimi ricordi perché è stata la sede di partenza di tappa nel 2014 della mia prima vittoria da professionista, la Valdengo Montecampione. Nel 2015 una tappa del Giro d'Italia che arrivava a Cervinia è passata qua da Valdengo, quindi è un posto che mi porta bene e sono veramente felice di essere qua quest'oggi. È stata una giornata molto bella, è stata una premiazione di cui ne vado onorato e ringrazio tutto il popolo di Valdengo per avermi conferito questo premio. Per un italiano vincere una tappa del Giro d'Italia o anche partecipare a un Giro d'Italia è una sensazione incredibile. Augurerei a tutti i corridori, tutti gli atleti di poterlo fare. Io ho avuto la fortuna di partecipare e quindi è veramente bello.
stato premiato qua al castello è una bella cosa. Penso che ricordo delle belle cose che ho fatto in Italia. Le salite sono molto più forti che quelle in Belgio e anche della Francia. Però non avevo il tempo di guardare il paesaggio e tutto quanto, perché quando si gareggia sei concentrato sulla corsa, è più difficile, però dopo la carriera è passata ancora qualche vacanza in Italia per apprezzare di più quel bellissimo paese. Io sono arrivato tramite il signor Giacotto, perché lui mi ha portato nella squadra italiana. Mi ricordo la prima volta che sono arrivato in Italia, correva per la Peugeot e prima della Sanremo non sono stato mai in Italia e non parlavo neanche una parola di italiano, e così ho vinto la Sanremo e dopo ho corso nel 68 fino al 77 per squadra italiana, e così ho imparato con compagni di squadra, molti amici d'Italia, e penso che è la mia seconda patria. Andiamo a scoprire la tradizione della filatura. La Caligaris SpA è un'azienda fondata nel 1909. La nostra famiglia è proprietaria dal 1967, siamo produttori di filati di fibra rigenerata di cotone. Il processo produttivo parte dalla fibra che viene mescolata, cardata, stirata e filata. Il filato viene utilizzato per produrre maglie, tessuti, e i nostri clienti sono in Italia e nel bacino mediterraneo e Europa in generale. All'interno dell'azienda sono impiegate 32 persone, si lavora a ciclo continuo, 5 giorni alla settimana, e produciamo all'incirca 10.000 kg al giorno di materiale. La maggior parte dei nostri dipendenti sono del paese di Valdengo. Continua la nostra passeggiata a Valdengo, adesso andiamo a conoscere l'attività dell'Associazione Proloco. L'associazione Proloco di Valdengo nasce agli inizi degli anni 90 per volere del sindaco Roberto Pella, e ultimamente il consiglio di amministrazione, composto da più o meno una quindicina di persone, si è ringiovanito, e infatti abbiamo dato molta più importanza alle nuove generazioni, facendo parecchie collaborazioni con le scuole, sia dell'infanzia che elementari e medie, sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista ludico. Organizziamo visite didattiche e progetti per gli studenti, e anche della parte ludica invece organizziamo la festa dell'accensione dell'albero di Natale e delle passeggiate nei sentieri. Invece per tutta la comunità sotto Natale organizziamo il concerto di Natale grazie all'intervento della nostra Filarmonica di Valdengo, che è molto importante in quanto ha 176 anni di storia. Invece da 3 anni a questa parte, per volere del nostro sindaco Roberto Pella, organizziamo la festa di San Biagio, che è il nostro santo patrono, e la palestra si trasforma in un ristorante. Tutta la comunità è invitata a cena offerta dall'amministrazione comunale. Altri eventi sono l'organizzazione di gite sociali. La Biblioteca Civica, in collaborazione con la Proloco, organizza anche dei corsi come quelli di questa sera, dove la comunità è chiamata per esempio a fare delle decorazioni floreali. Sono, diciamo, un must per Valdengo, perché sono organizzati da Laura Avanti, che è la proprietaria insieme a suo marito dell'ortofloricoltura Pasino. Vi invito a venire a Valdengo, a visitare il nostro castello, la nostra chiesa, e a girare per le nostre vie, dove la gente vi accoglierà con parecchia felicità. Valdengo conserva anche una tradizione agricola. La parola al signor Eugenio. Se non hai passione questo lavoro non lo puoi fare,
perché qui a volte si lavora la domenica, di notte magari ci sono i party, è sempre un continuo, però se uno ha la passione, poi vabbè ci va anche che rende qualcosa, però alla fine non è solo i soldi, è proprio una cosa che uno ha dentro, che se uno non l'ha mai fatto magari prova, poi rinuncia. È la tradizione, poi facciamo il fieno per le mucche, quasi tutto prato, un po' di mais ma poco, un po' di grano, la roba che facciamo la usiamo noi, poi facciamo il letame per concimare i prati, così non usiamo tanti fertilizzanti chimici, facciamo un'azienda ancora un po' tradizionale, via. Valdengo è un bel paese, perché diciamo che si sta bene, c'è tanto verde e poi proprio non è pieno, non c'è tantissima gente come in certi paesi magari più grandi che c'è una casa dietro l'altra, poi ci conosciamo quasi tutti, diciamo che a Valdengo si vive bene, è ancora un'isola felice. Adesso con l'assessore alla cultura andiamo a ricostruire sinteticamente la storia di Valdengo in provincia di Biella. Dal ritrovamento di una necropoli romana nel tardo Ottocento avvenuta casualmente durante il dissodamento di un terreno, possiamo presumere che il paese di Valdengo fosse già attivo in epoca romana. Non abbiamo altre notizie perché, appunto, essendo un paese molto piccolo non abbiamo grossi reperti. Fu rifondato, presumiamo, durante le invasioni germaniche e barbariche francesi. Durante quest'epoca fu dato il nome Valdengo, che deriva appunto dal germanico terra fra i boschi, cosa che possiamo vedere tutt'oggi. Nel 1200, diventando feudo degli Avogadro insieme al castello di Vigliano e di Candelo, formò un trittico di borghi. Durante poi il XVI secolo ci furono altre invasioni, altre guerre e gli Avogadro mutarono il castello da loro residenza a un fortilizio in grado appunto di accogliere la popolazione. Non abbiamo grandi notizie tra il Settecento e l'Ottocento, se non che gli Avogadro, man mano affiliatisi ai Savoia, però lasciarono le loro terre. Il paese, sempre per la sua territorialità boscosa, eccetera, fu utilizzato dai partigiani che si nascosero in questi boschi e in queste montagne abbastanza facilmente. Adesso andiamo a visitare una delle aziende tessili di Valdengo che si occupa della rammendatura. Sono Cristina. Ci troviamo all'interno della rammendatura di Valdengo, dove eseguiamo lavorazioni su tessuti. La nostra tradizione del biellese, dove lavoriamo la lana, tessiamo le pezze e poi le lavoriamo, le trattiamo per avere i capi finiti. In questo reparto si potrà vedere diverse lavorazioni dove le persone rammendano, pinzano, debarrano a seconda della tipologia di tessuto che hanno tra le mani. Sono tessuti di diverse tipologie, possono essere pura lana, possono essere seta, viscosa, a seconda del cliente per il quale viene lavorata la pezza. C'è molta richiesta, abbiamo molto lavoro, è un lavoro di qualità, quindi bisogna selezionare anche il personale che viene adibito a questo tipo di lavorazione.
Abbiamo visto alcuni scorci del nostro piccolo paese di Valdengo, alcune nostre attività, alcune nostre peculiarità, le abbiamo viste in questo periodo, in questa stagione autunnale. Sicuramente Valdengo sa offrire anche qualcosa di splendido, di straordinario durante il periodo primaverile estivo. Vi aspettiamo quindi con le luci e i colori della primavera e dell'estate a Valdengo, un arrivederci, quindi Arvezzi a Valdengo. Valdengo, città del ciclismo, vi aspetta con tutte le sue positività. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Valdengo in provincia di Biella. Ciao!